L'assessore regionale all'ambiente e alla difesa del suolo Giampaolo Bottacin ha riassunto ieri a Belluno gli interventi previsti e straordinari per la prevenzione e la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, i quali hanno visto un investimento complessivo superiore ai 100 milioni di euro. Durante quest'anno l'efficacia dei bacini di laminazione ha evitato danni gravi durante le ondate di maltempo. Bottacin ha sottolineato: gli investimenti ingenti in queste strutture sono risultati fondamentali poiché la loro utilità è stata confermata. Mi riferisco soprattutto al bacino di Caldogno che ha protetto Vicenza, a quello di Montebello e al completamento del bacino del Muson dei Sassi, il quale ha immediatamente salvaguardato Castelfranco Veneto dall'acqua. Ciò dimostra che nonostante possano verificarsi alcune difficoltà, queste opere funzionano efficacemente, garantendo una maggior sicurezza ai cittadini e all'intero territorio. Nel corso dell'anno, oltre a uno stato di emergenza nazionale, sono stati dichiarati ben 8 stati di crisi dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia. In questa occasione l'assessore Bottacin ha ringraziato anche le 523 associazioni di protezione civile, organizzazioni di volontari attive in tutta la regione e sempre pronte a intervenire con grande professionalità. A queste realtà altamente specializzate e non retribuite che operano esclusivamente con rimborsi spese sono stati assegnati contributi per un valore complessivo di 5 milioni di euro. Quest'anno queste associazioni hanno operato non solo in Veneto ma anche al di fuori, intervenendo in situazioni di calamità in Toscana ed Emilia-Romagna e all'estero. Sono un esempio di eccellenza del Veneto nel settore della protezione civile. L'assessore Bottacin ha esteso i suoi commenti al piano rifiuti, sottolineando il ruolo di protagonista del Veneto nella raccolta differenziata, un risultato lodato da voci autorevoli e imparziali come straordinario. Naima, la profumeria che non ti aspetti, con una scelta che non ti aspetti, le migliori fragranze, le firme più chic, tutto quello che ti serve per valorizzare la tua bellezza lo trovi da Naima. Scopri i prezzi di Naima, rimarrai piacevolmente sorpresa. Naima, in Corso del Popolo a Chioggia.